Domani del gusto perché ha fame, se dopo il secondo Ma è tutta roba buona. Ah no, mi piace. La dica mamma già sono triste. Vai, che non per neanche che ti capi partorio. Metteremo un po' che se oggi. E senti te. No, la lascia che mi muovo. Posso guardare dappertutto. E non ti puoi vedere stando sentata. Se a momenti bisognerà governare il potere. Ancora governare lì. Cosa non vuole lasciarmi? Perché di no? Cosa che hai paura che ti voglia provare? Vabbè, me lo so fatto mio. E se mio. Cosa sei? Eccolo qua. E guarda. Un scopettone. Proprio. Mi aveva sconto giusto essere prima che mi venisse male. Beh, cose. Se sta Tony che me ne aveva portato. Uno lo aveva mangiato e quest'altro me lo aveva messo via sin tempo. Così pulito ti nascondevi, Cioè, ma Ascoltavi. tu sai perché io che mio papà che portava gli ossi di perse con i scondoni? Sì, ma qui era una roba che non poteva far male. E a tassa? E lei seduta a chiesa la memoria. E che aveva potuto farti anche male, farti un po' di riscaldo. A tassa? Cosa vedi? Ah, niente. Mi pareva che il bambino piacesse. Andiamo via alla sia buona. Volessi crearmi adesso che è passata. Adesso dovremmo stare allegri. Sì, ci hai ragione. Che cosa sospiri? Mi fa niente. Scommetto mica pensa a quell'orso. A chi? A signor Borto. Ma mi non sai neanche dove che sia sul volto. È inutile che a me dica di no. Mi vedo. Andiamo via. Che giuro che stavolta ho un buon presentimento. Che altro che presentimenti qua. L'altra notte mi sei sognata che già era venuto proprio io e che mi aveva dato un vaso. Marisso, ciò. E cosa? In 20 conti si soppare una volta o l'altra. Sì, ben, so pare che a sapatire su creature, senza neanche a cercarsi sia vive se sia morte. Che se quasi un anno che non voglio neanche vedere Sofia. Un pare che zame. La Mi chiamava invece. La tasa, che Tony non la senta. Tony se fuora e poi sa tutto anche lui. Signor Borto, non voleva che mi sposasse. Ecco qua, e me forse non doveva sposarlo. Ah sì? E come che noi altri non te che avessimo detto quando che c'era tempo? Mi lo dico adesso, perché non posso più tornare in dria. Sentite, dai. Madre! Cosa che sei? E dorme con gli occhi aperti! E facesti qua bocca. Cosa che gabbia! Cosa che sia? Sei un po' con spasimo, cosa vuoi che sia? Spasimo! Si vede bene che c'è il vostro primo. Has tu visto? Tu che aveva detto a me. Ti, mi sono sta che ti avevo detto! Senti che spassai, use sta. Senti che busiara! E Andrea che sarei stati tutti do. Tasè, che mi pare che qualcuno venga su per Sky. Chi sei? Chi sei? Sono Benicis. Go trovai a porta aperta e sono venuta suso. Comare Benedetto. Patrona, signora Lucrezia! Addio, creature. Tony, te faccio scamparmi. Ma cosa dice? E ora aspetti un momento. Cosita. Come vai? Beh, no. Sì, beh no, ma Zeri a sta ora che avevo un poco di giramenti. Oh, essa che ti tasta il polso, mostri. Ma vai anche a partino che sei più paura. Diga, ma è 60? Oh, figurate, che so, un fiantin stracchetta. Era tutto da fare. Oh, ti te puoi figurare, ma sei insetti, della professione. Ho avuto quel battiso, che sapere. Beh, dica. Oh, mi non mi dico
ricordo neanche per Diana. So che sa scominciare col caffè e sa finire con la cioccolata. Hast du visto? Anche Origa da cioccolata. Se no altri non podemo, vuol dire, te ripeto, che non faremo del limonata. E stanotte Isa veniva a chiamarmi a Edu. E da Edu fino adesso posso dire di non avermi sentita un momento. Ma Tony, dico, a proposito, non voglio mica che perde tempo per me. Mi non voleva altro che dirvi che sono stata dal Piovan e domani alle 10 sarà tutto pronto. E mi ha domandato chi che sei a comare. E mi ho detto che siccome la sei una famiglia, che non che piace disturbare nessuno, beh, allora, e amare di sposa lo tieni. Va bene? Beh no. E adesso, Ande, che Dio vi benedissa. Oh sì, che lo benedisse da seno, perché sai dove te va? E da fare il primo nolo, capisci? Tasi. Dico, guarda bene di non scaldarvi, Brava, e che lo dica anche io. Ma mi stago bene. Sì, ma bisogna avere dei riguardi. Vabbè, ho fatto quell'unzione che avevo detto. Sì, ora sì. Guarda bene, che qui sei l'unica, la che sei stata insegnata a mia nonna da una vecchia, poco prima di morire. Mi pare che mi abbia fatto bene. Oh, sfido. Arrivederci. Buondì. Mi raccomando il fantoin. Ora concetta non mica per vantarmi, sai, ma se quando il samaraio che avesse visto me, con quell'unzione, un sei ossetto, 8 giorni c'era bello che guario. E invece è stato mesi. 2 mesi. 2 mesi di combattimenti, che non vi dico. Oh, la mia dica mi benedetta, la sei stata una ponta di petto bella buona. Punta, basta dire che respirava come un poesia. Eppure, la guarda, è il giorno che l'ho visto, la si ricorda, E se sta il giorno si intende che il dottore che le aveva dato è tanto brutta. Beh, quel giorno mi non ho fatto altro che andare vicino, l'ho chiamato e lui ma guarda. Me basta che pensai, che ho detto, Lucia, vai amata, non piangere, che questo quasi è un toso che ne servisse tutti. Non è vero, cosa ho detto così? Mino che aveva fatto che guardarti l'occhio. Che non aveva pensieri, e invece che ho fatto altro che impegnare tutto l'oro, finché non potendone più. Ma tocca fare una cosa che neanche non so come dirvi. Oh, Areta, la me fa così peccare. Ma c'è meglio darsi coraggio. Se che parlo di queste malinconie, Gesù benedetta, perché anche lei ha bisogno. Cosa dice a? So il mio dovere, sa, ma cosa vorrà? Abbia pazienza. E assenta, si ora consenta, se la vuol che restiamo amiche, sti discorsi mi non li voglio sentire. Io sono una buona donna. E a tasa che mi par che qualchedun versa la porta. Sarà mio Maria. Ciao, sta benedetta Ciave, la gada vercia parruse nella stenta versa. Sir Pasquale, benedetto. Comare patrona. Con la volta è tutto pronto. Dunque, non dice niente, è della saputa. E che aveva vista prima, sai. Buondì vecchia. Patron papà. Oh, consenta, ciapè, ho tolto 4 ossetti per fargli un poco di brodo alla Lucia. Ti piace? Altro che? Senti io, e che piace? Andai a metterli subito. Ma non mettete una cagliera di acqua. Ha ristretto un brodo, ha ristretto. Ma sei un po' freschi. E altro che se sono una morese de noccio. Qua che li veda vita. Ciao Lucia, vieni qua, Cosa vorlo? vieni qua, ciappa sta una ransetta e sei di questa sanguigna, sa? Grazie tanto, ma per cosa va a buttardisca e adesso che sei tanto care? Tasi, e poi ciappa sto pometto per il fantoin, e ho tolto perché ti devo io con un fil sopra la testa. Il fantoin, vedendola dindolare, e va con le manine per ciapparlo. La cuna dindola anche ella, e così lui le impara il movimento del borcarion. Ma per cosa sono da buttare via i soldi? Tasi, che tua mare non senta, se no è merusa. E la Maria ha ragione. Scommissi tocca a te. Ma no, papà, io. Dunque,
Comunque, Lucia, mi vago anche a me. Dica, levatrice, vorla una presa. Ma volentieri, e voi c'è una dei miei, e così faremo. Busaretti, questo è il sebon. Che tabacco sei? Scagliato, fin. E il mio invece sei della regia terrassata. Una volta che avevamo i santi padri, ma adesso si andai a remengo anche a quei. Ah, con spezie, questo sì. Andiamo, Lucia. La dica, levatrice, ascolta, di chi gava il frontespizio per Fantoin? A chi che sonegge? Al nonno, al nonno. Vedeo se non è vero. Al nonno, tutto al nonno, e a voi perché? Oh, e per gli altri cosa che avevo tolto? Quando altri? Che vi detto che c'era avanzata la roba da ieri. Ho detto che non c'era niente. E ciò come sono confuso. Ah, bene, e cosa però andavo a farmi? Cosa volevo che vedaga? Ancora non capisce niente. Tasi, non mi fai invenar. E cosa ha disegnato? 3 franchi che aveva ciappà. E dove sei? Uno che non speso per la Russia. E state dove? Eccoli qua. Cosa sei sta carta? Cosa vuoi io che sappia? Cosa sei? So che stamattina se venuto un stramaledetto fante del municipio e mi ha detto che bisognava pagare 2 franchi di multa. Una multa? E per cosa? Perché si oba di sera non aveva il ferale in barca. Gioba di sera, ma è oggi vi avevo da me, se era venuto da me e vi avevo da? Sì, ma ciò, quando ho sentito che giusto quella sera che c'era capitale doge alla Russia, c'era Ciaro de Luna e mi è venuto in mente di portarlo in chiesa perché che impissasse un lumino a Sant'Anna che la sessero le donne in quei stati. Non mancava altro. Mi sa ancora, co che penso, non so come che non abbia fatto andare in acqua il cappello alla carabiniera di quel muso da can. Non si può neanche stare a scuro, no? Il governo vuol che se che veda, a fare via con sti ciari de luna. Andiamo, cosa volevo fare? Ancora ne ha disgrazie, bisogna ringraziare il Signore. Eh sì, perché i avevi ciapai, perché dico, i sei accidenti che tocca de lado. A fare via con quella barca scavessa che è in colomba, che volevo che vegna. Poi vedi, scampa via e che manca un filo che non mi scampasse anche a quei do foresti. Ma Dio mi gadà che mi corrompo un poco anche in francese. Li govantai e poco detto, Monsu, fatto apposta così il gondion a storton, più sicuro per andare di là di là. In quel momento Dio che ha fatto che ci piasse un refolo di vento e allora non è parso vero di ficcarsi dentro. Sì, ma intanto io non so come che tireremo avanti. Andea, che se arrivo da tanto di torna una barca nuova. È un bel principio. Ah sì, che la Russia non senta. Vedrei che quando Tony potrà tornare a lavorare saremo in do e ora Basta che non sia mai di nuovo. voi andate sempre a pensare al male. Mi dico che sarà meglio che tutto si sta che no, che noi ci avessimo di dai. E sono giusto amiche lo vuoi. E mi, Dico sempre dito di no. mi ho fatto di tutto perché si assasse. Sta là ea. Io, che devota moriva, Ma in fin dei conti è già la nostra figlia. è il nostro sangue. E non potevi mai averla morire. E il meglio di tutto sarebbe stato che non l'avessimo avuta. Anche su questo non abbiamo colpa. Come lo che avevo colpa? Solo se sta il Signore. Ah sì, sarà stato il signore. Signora consenta, porla venire un momento di anno. Cosa che? Cosa sei nato? Ah, non so, è a piange. Chi la Lucia? E perché? Cosa gara? Non so. No, No, dimmi che ti dispiace. Ma no, diceva così per dire. No, perché se ti dispiacesse proprio da seno, potrebbe darsi che ciappa. Cosa? Anche il cioccolato? Sei tu contenta? Figurite. E poi a momenti se qua resto, Cosa? fa che tuo pare vada via. E dica papà, mi pare che il putin pianza. Visto che vaga a indormensarlo? Sì, vecchia, vado mi. Vieni qua che ti conterò. Ciò, cosa gasto? Tira gli occhi rossi. Sarà perché non usate la seu? Cosa? Staresti tu bene? Poco bene? Niente, un poco di sonnità. Ma tu contenta in tutto, in fin te a cioccolata.
E poi, se ti sapessi che fatica che dovevo fare perché ti porta una in cuo. Sì, se è vero, ma a proposito, che per far presto noi la rovina. Brava, è ora che resta a ori. Vabbè, ma dico, piuttosto che avere delle questioni, non che potrebbe essere meglio che gli apportasse domani, come chi aveva detto. Antonio, da qua domani stesso, quando gli apportasse a buon'ora. Signora no, oramai gli da portare in cuo. Andiamo, Mata, andiamo torri i soldi. Come gli aspettasse fino a domani, mi pare che non che sarebbe niente di male. È sicuro che sarebbe di male, perché con goditto. Andiamo. Lucia, cosa che n'ha? Ti piangi? Parla. Forse pensi non che sei più. No, che sì. E ora? Ma fino a domani li potremo avere. Fino a domani. Ma cosa? Spieghimi, rispondimi. E a Musina dove sei? E che tolta, mamma, per pagare l'affitto. E ora? Come sai che potremo averli domani? Dove siete andati a catarli? Fora, parla, voglio sapere tutto. Non criarmi, Tony, che impegnai i miei recini della festa. I recini? Quelli che ti da me? Quelli che ti donai il giorno che saremo maritati? Non criarmi, se sta per il nostro fantoin. Cosa gusto che te cria? Tony, non starti ad adorare. Sa, non mi metteva mai. Ma non ti capevi che quei... Che cosa mi importa? Quando che penso che ho fatto per il nostro fantoin? Mi sono contentona. Sì, ma intanto un cuo come faremo? Qui venirà a portare a una cosa che dirò oggi. Mica aveva promesso di dargli i soldi subito. Crederà chi voglia imbroggiare, non si fiderà. Ma no, Tony, tutti sa che tuo papà è un signore. Ne ho pare, tutti sa che non mi dà niente, tutti sa che non che ne vuol sapere. Ma corpo di Diana, tua madre che ha fatto bene a dirmi che è un cuo e che adesso sarà a Venezia. E a vedremo. Tony, cosa te pensi? Ma sì, non star, non voglio sapere niente. No, Tony, per carità. Sono stufo, go pationca troppo. Go a vorà, go strussia. E sono debotto morto, ma stavolta è se finia. No, Tony, te scongiuro. Tony, Per favore. Ciappa, Cosa che? la Lucia mi ha detto di darmi sta roba. Ah, i soldi, poverassa. Così è stata senza i recini. Se la mega avesse detto a me che avrebbe impegnato il tappeto della barca, guarda. E cosa vuole che dasse? Con tutti quei busi. Giusta è sì, ma dico una volta o l'altra. Benedetto, quella roba è andata a Trento, non torna più fuori. Giusta, in mezzo a tutte quelle caette, non sei più buono di trovare la strada per tornare a casa. Ma e dica, Pagno, stavolta la faremo tornare, sai? Sì, questi 4. E dica, andiamo incontro alla bella stagione. E così, 4 bocai di gusto. magari, guarda, gavaria più gusto di sta roba, che chissà di cosa. E dica, sei uomo di legge, lui. Cosa che c'è da fare? Se sa tanti discorsi, quel quintin che aveva la festa, che piaceva a lui. A me? Così, e così. Bravo, a me niente. Ah, per questo non niente neanche a me. Dunque la camagnata. Ah, sì, e dice che invece di beverlo, potressimo tenere i bessi, metterli in musina. No, tenir pare, non si sa mai, ma da che è al gastaldo. E quando che avremo ingrumato quel tanto, andare a disimpegnare. Senza che la ragazza la sappia niente. E dica che sta lui. Altro che starghe. E guarda che a parola fa l'uomo. Oh, che gusto. Silenzio che gas non è. Se qua il non so io. Non so. Ma dici, sì, sono, Mino le consentie, ma Don Giovanni che avrà certo appetito e così anche avrà voi anticipato. Oh, e donne, se qua il non so io, mi vado a prepararne. Mica tutto in cucina. No, cara Lucrezia, la me creda a me, non è possibile, oh no. Mi te dico che senza di questo non mi comprometto. Ma cosa vuole dire così? Perché gli uomini mi conosco meglio di te. Ma cosa dici? Ma mi dico che per adesso si può dare a vetase e far tutto senza dir niente. Brava, questo si parla da donna. E poi dopo se va bene, se va bene. Lei se va mal? Non ti cavarà rimorsi che le sia andata mal per questo.
Mi non so proprio cosa dire. Senti, Veccia, mi non voglio che ti mi disi niente, perché sanno che saria neanche più tempo. Me basta che ti mi rispondi sì o no. La senta, signora Lucrezia, è assa che non dica niente. Mi fa salone e il papà lo pregherò che resta a casa con me e non gli dirà niente. Intanto ora e faccia quel che il signore gli ispira. Oh, finalmente, così mi piace. Dica solo parona, il suo non sta allora. So qua, ciapa, ti Lucia, va a torre il fantoino. Signora sì. Posso qua. Soggio Mobeo. Andrea, che sei proprio un bel toso. E a diga mare. E a guarda che dopo che siamo stati in cesa mi vado in un salto a portargli i bessi a cuna. Perché dico a rinfresco voglio essere che in cammino. A fare via, che non so neanche un bel nonno. Ciao, anche a voi vestia. Qualcosa. Per voi bisogna che resti a casa. E vedo matta, mi sono il capo della famiglia e voglio venire anche a me. Ma che dica io, solo Lucrezia. Non che se dir che tegna, che lava la ghigna la mia creatura, voglio essere anche a me. Ma senta, Sor Pasquale. Niente. Ma vuole che Lucia resta sola? Che resta qualcun altro. Ma chi vuole che resta? Tony, bisogna che venga a sommare anche, dunque non che sei che io. Ma mi... Andiamo via, sia buon. E mi creda a me che a stare Lucia sola la sarebbe un'imprudenza, la sarebbe ancora delle volte. Corpo di quel campo. Andiamo, non si fa sapere che la sei qua. Caro il mio bambino, sì, vissere sì buon, che adesso ti andrà a parte cristiano. Qua, da me amiche, io mettevo dritto. Perché staga dentro? Ma non ti vuol che staga, guarda. E diga che possa respirare pulito. Ora pigliaremo un po' coperto. No, che delle volte non si ciappa da freddore. E ora serraremo. No, che non si soffega. Poi, dico, non sei mica il primo, sapevo, andiamo, orso è a Tolsuso e tu, Tony, fai vedere la candela da signor Pasquale. Diga, mi dà la candela. Ecco qua. E questo se è il fazzoletto. Dai. Ecco il fazzoletto. Ecco. La diga comare. La guarda al manco che non gli butta acqua, sa? Ma stai tranquillo che gliene butta la pochetta. Che non gli metta tanto sal sulla bocca. Ma non abbia paura che ne metta la pochetta. Dai, andiamo. Per carità, guarda Briscaini. Che gli sono lì davanti, andiamo. Buondì Lucia. Buondì, a piano per carità. Mamma, io comando a Ia, di fassa presto. Papà, presto, e che verse a porta. Lucia, Sono qua. vieni a vedermi su st'altro balcone. Benio, buondì, dica che a fassa piano i ponti. Buondì. Papà, cosa fai? Niente, ma mi vorrei sapere per cosa che noi abbiamo visto che vada anche a me. Tanto che dispiace essere sta qua con me. No, ma vedi tu. Andiamo via e sia buon e vedrà che presto chi fa. Mi vado a vederli passare. Poi vengo qua con io. Povero papà, se sapesse tutto. Valeva la pena che mi vestisse da festa. Mica mi aveva messo in gringo per andarlo a vedere e invece mi tocca stare a casa, sangue di Diana. No, che quando che viene grande che conterà sta roba e se è capace di dargli del piavo a suo nonno. Voglio scommettere che sa di smettere qualcosa. Cosa che? Lucia. Non sente il mio bambino? Caro, assa che te guarda, che finché te gotti, non me ne importa di altro. Ciao Lucia, sai sto cosa che va detto il piovano? E mi domanda, se sei figlio del signor
signor Borto, per cosa, dicomi? Beh, perché che somiglia come un uomo spartito. Sì, ma come non è attacca? E cosa se ho qualche aiuto? Ma adesso vado via. Ah, perché mi ha visto me? Se ne sta. No, signor Borte, si ferma, lo guarda manco un momento. E se so sangue si fa. Signor Borto, mi pare che ne abbiamo degli altri dei sporchessi. Covù faremo i conti. Ma che conti, Borlo, che femo? Ora sì, a questa è maniera di imbrogliare i galantomini. Cosa sei sti recini? Cosa sei sti bolidoni? I recini, se li vuol, eccoli qua. Ti piace? Beh, ma mi non tocco niente. Oh, con la sei così, la medaglia, 25 lire. Devinte matta. Per cosa? Con la che ha visto che sei bei. E che fa se è un regalo a sposa? Ma sapevo che sei una gran... Dica pure, perché mino che vado. Bughi vu? Ciao Lucia, vada, che qua signor Borto ti fa un regalo. Un regalo? Ciappa, i miei recini. Sui. Signor sì, i gera, i recini da festa che la aveva impegnai per torgere a cuna al Bortovetto. Ma dunque, i saldi che mi aveva dato stamattina era su. Ma sei stata io che i garistiai? Ma risciai, ma neanche un fiamma, cosa credi tu? Son vecchia, sas tu. E sapeva che davanti a un piavoetto come quello tutti gli uomini diventano piavoi, anche ori. Piavo un po' no? Eccoci proprio. Oh, ecco qua, signor Borto, una bottiglia di quello stravecchio e la versa e se passa un'ora. E guarda che c'è fa Tony. Tony? Ti manca un muso robo 3 figlie. Finalmente, dove sei stato? A portare i bestie a cuna. E cosa gasto? Niente, Dica il muso duro, cosa sei nato? ma niente. Ma non ti me guardi? Guardi me. Cosa? I recini. Come i gasto avuti? E se sta un regalo? E di chi? Guarda. Chi? È papà. Papà mio, io qua. Sì, c'è sta il signor che lo ha mandato. C'è sta il signor che mi ha detto che un culo doveva trovare. Perché mi sono data per tutto, così a mezza Venezia per mettermi in ginocchio. E per non mandare che perdono. Perché quando sono stato in chiesa e ho visto battezzare la mia creatura, mi si è venuto in mente che aveva un padre in cammino e che doveva trovarlo e che doveva buttargli i bracci al collo. Pasquale, venga qua anche lui, fa se pase in caioli. Ni per me non ho niente. Bene, ora chi se dà gama? Cosa vorlo? Cosa se tu si sei matti e che aveva perso la testa? Dal cuo mi desmentico tutto. Se siamo conosciuti in un brutto momento e se troviamo in un turbello. Cosa se tu si sei matti e che aveva perso la testa, sa? Per questo. E aveva perso un pochetto un cammino. C'era una bella mora. Un bel tocco di tosa. Ma presto, tu hai suso i gotti, che prima che venga il piovan bisogna che femo un brindisi. Brava, brava! Fuori il brindisi! Sono qua. Ecco. Evviva, signor Borto, che sei qua. Bortoetto, che siete a. E Pasquain, che venirà da qua a 9 mesi. Niente, non fa rima. Ma cosa vuoi? È un rima o non rima? E che sarà? E assistente!